Diversi su programmi e idee uniti nelle regole del voto. Ai tempi del Covid sono i candidati alla presidenza della regione, alle urne con mascherine e dopo regolare igienizzazione nella prima giornata di voto. Il governatore Luca Zaia, alla guida del centrodestra, nella sua San Vendemiano, con le schede inserite nell'urna al seggio dopo aver espresso il suo voto. Mentre è stato per forza di cose particolare la modalità di voto dell'alfiere del centro-sinistra Arturo Lorenzoni, costretto dall'isolamento a votare a casa a Padova, con il seggio volante e gli operatori sanitari. Voto tradizionale invece per Enrico Cappelletti, candidato del Movimento 5 Stelle, matita e schede nel seggio di Pieve del Grappa per votare le sue preferenze in mattinata. Medesimo orario ma a San Giuseppe di Cassola per il voto al seggio di Antonio Guadagnini, candidato presidente con il Partito dei Veneti. Voto nella giornata di oggi anche per la guida del Movimento 3V, Libertà di Scelta, il veterinario padovano Paolo Girotto. E poi il tris rosa della battaglia per le regionali. A San Cipriano di Roncade è stato il turno, con mascherina d'ordinanza, di Simonetta Rubinato, alla guida della lista Veneto Rubinato per le autonomie. A diversi chilometri di distanza, a Vicenza, alla stessa ora, era il turno di votare invece per Daniela Sbrollini, la candidata di Italia Viva. A Corbola, infine, mascherina, gel, matita e schede per Patrizia Bartelle, della lista Veneto, Ecologia e Solidarietà. Dei 9 candidati, infine, uno solo ha optato per votare di lunedì. A chiudere il cerchio sarà infatti Paolo Benvenu, il candidato presidente di Solidarietà, Ambiente e Lavoro.